Cari amici di Radio.0, eccoci pronti dopo la conferenza stampa di presentazione di quelli che sarà il 2025 e di chiusura del 2024 insieme al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Il prossimo anno vedranno ben 6,2 miliardi di questa manovra finanziaria investiti in quello che sarà il futuro della nostra regione. L'ha spiegato aspetto per aspetto, ovvero a seconda degli assessorati. Si parla di scuola, si parla di formazione, di infrastrutture. Che cosa cambierà per ognuno dei nostri corregionali che ci stanno ascoltando? Dipende ovviamente cosa fa, di cosa si occupa, che lavoro svolge, se svolge un lavoro. Però per esempio ha citato le scuole per gli studenti, vorrà dire avere ancora nuove strutture, più all'avanguardia. Continuiamo e rafforziamo queste scelte di investimento e vuol dire avere delle strutture nuove e sicure. Per quanto riguarda, il pensionato con pensione minima, significherà avere un contributo straordinario annuale in modo strutturale anno dopo anno, perché quest'anno avevamo iniziato solo in modo sperimentale, per riuscire ovviamente magari in una situazione di difficoltà economica, per avere un contributo aggiuntivo. Significherà, non lo so, per chi viaggia o si sposta in Friuli Venezia Giulia, per esempio avere nuovi collegamenti aerei su cui stiamo lavorando insieme all'aeroporto, ovviamente, che è protagonista, per permettere i collegamenti col Friuli Venezia Giulia. Significherà avere un numero importante di crescita di turismo, perché stiamo investendo sulla promozione e su questi collegamenti per superare il record che nel 2024, ricordo, ha superato ogni record, superando i 10 milioni di turisti. Cosa cambia per chi vive qua? Per chi ha l'attività economica, per chi ha il ristorante, per chi ha l'hotel, per chi ha il negozio, avere maggiore opportunità per fare il proprio lavoro. Sarà anche un settore su cui investirete tante risorse proprio per dare un'accoglienza adeguata alla città, perché non è solo la bellezza della città, fare la voglia di ritornarci o quel famoso passaparola tra gli altri che vengono dall'estero, ma anche come ci siamo trovati in ogni singola struttura. Quindi anche su queste, per chi magari porta avanti un bed and breakfast, un affittacamere oppure anche una struttura più appunto di livello, sarà un percorso che voi sosterrete. Noi diamo per esempio i contributi alle case che vengono messe a disposizione per fare turismo, e quelle ovviamente che rientrano all'interno dei nostri circuiti, delle agenzie ed altro, così da dare anche delle regole. Dall'altro aiutiamo per esempio gli investimenti di turismo alto spendente, perché noi oggi in Friuli Venezia Giulia abbiamo poche strutture di alto livello. Questo ci comporta ad essere esclusi da alcuni processi promozionali, perché quelle strutture riescono ovviamente ad arrivare a mercati specifici. Dall'altro a non essere attrattivi per appunto un turismo che spende tanto. Chi spende tanto vuol dire che spende di più nel negozio, che spende di più nel ristorante, che spende di più per l'attività che fa durante la vacanza. Questo vuol dire portare più ricchezza nella nostra regione. E quindi abbiamo fatto una misura specifica per attrarre questi tipi di strutture ricettive. E anche dal punto di vista, visto che abbiamo parlato di strutture, passiamo invece alle infrastrutture. Saranno diversi gli investimenti per migliorare non solo l'attrattività della nostra città, ma anche la sua funzionalità delle nostre città regionali. Sì, investiamo per esempio sulle strade, nuove risorse all'EDR per migliorare e la manutenzione straordinaria delle nostre strade. E devo dire che noi comunque siamo molto forti in Friuli Venezia Giulia, basta andare in un'altra regione, si vede che la parte infrastrutturale stradale è molto più debole della nostra, è molto peggio mantenuta. Ma non solo, pensiamo a tutta la parte delle infrastrutture legate alle infrastrutture energetiche. Anche questo uno dice: cosa mi fa l'energia? Avere e puntare, che ovviamente non arriverà in un anno, ma una maggiore autonomia energetica vuol dire dare più stabilità alle nostre imprese, quindi vuol dire dare più stabilità al lavoro che ognuno di noi fa. E per questo noi stiamo cercando ovviamente di rafforzare tutti questi sistemi, e per questo ho chiamato questa legge la legge del rafforzamento delle misure messe in atto. Non abbiamo fatto, o meglio poche misure nuove, abbiamo voluto rafforzare economicamente le misure in essere proprio per dare continuità all'azione. Insomma, una strategia che guardi a lungo periodo, e questo è anche un tema, perché sicuramente una delle domande degli ascoltatori sarà quella sulla sanità, che riguarda proprio questo settore, no? L'attenzione all'efficienza e al servizio nei confronti del cittadino che si rivolge alla sanità. Se noi in sanità abbiamo messo 370 milioni di euro in più quest'anno, una cifra enorme, e abbiamo il più alto budget sanitario di tutti i tempi. Quindi questa è la testimonianza che non si taglia in sanità, ma si aumentano le risorse. Al contempo però dobbiamo organizzare la sanità in modo da ottimizzare queste risorse per migliorare il servizio. Questo vuol dire per esempio che non ci possiamo permettere, non economicamente perché i soldi ci sono come ho detto, ma non ci possiamo permettere di avere punti di erogazione di servizi dove viene fatto magari una prestazione all'anno,
perché vuol dire sprecare personale, ma soprattutto far sì che quel punto sia pericoloso, perché dove non c'è casistica il punto è pericoloso. E purtroppo dirlo così generalmente, tutti, penso il 99% ha ragione, chi non la pensa così. Pensiamo noi che abbiamo magari soprattutto su certe operazioni complesse gente che va in altre regioni, addirittura in altri stati a farsi operare. Figuriamoci se invece si va a operare in quello sto casa anche se non funziona bene, invece vuole un punto di qualità. Però quando dopo si tocca la casa magari l'ospedale specifico dicendo guarda questo servizio non puoi più svolgerlo qua perché fai troppe poche operazioni, non funziona, è pericoloso, succede che allora ci sono i comitati, le proteste, i cittadini invece devono guardare con attenzione perché ne va a rischio il loro diritto alla salute. E questo è un tema molto importante su cui appunto volete puntare e rafforzare, ma parliamo anche di questo investimento. Noi abbiamo detto 6,2 miliardi che arrivano, e questo è un punto importante, da quello che è stata un'efficienza della nostra regione negli anni passati. Derivano da, per esempio, i nuovi patti con lo Stato che permettono di avere maggiori risorse in regione per 400 milioni di euro di spesa corrente. Queste risorse sono state investite per cercare di far crescere la regione. Il sistema si è mosso insieme, quindi merito mica solo della regione, ma delle imprese, dei cittadini, dei lavoratori, del volontariato, di tutta la comunità regionale, che ha permesso di far crescere la regione. Crescendo la regione aumentano le entrate per la regione e quindi possiamo riversare questo aumento di entrate per far crescere ancora di più e migliorare i servizi. È un processo virtuoso che in questi anni ha funzionato molto bene, mi auguro possa essere così anche per il futuro. Siamo a fine anno e quindi tutti ci interroghiamo un po' anche su quello che è l'equilibrio internazionale, no? Un equilibrio sempre più precario. Come affronta la Regione questa situazione? Quali sono gli scenari che tiene d'occhio con più attenzione? È chiaro che noi l'affrontiamo cercando di fare un'analisi coerente con quanto sta accadendo. Non abbiamo le leve per condizionarlo, ovviamente, però possiamo reagire come? Facendo quello che abbiamo fatto nella legge di bilancio, rafforzando le misure e facendoci le spalle un po' più larghe, perché in caso di crisi noi dobbiamo avere la capacità di tutelare il nostro sistema regionale e di rispondere alla crisi come abbiamo fatto per esempio durante il Covid. Durante il Covid non abbiamo risposto perché avevamo le risorse disponibili per ad esempio aiutare chi teneva la propria attività chiusa, per aiutare i cittadini, per investire nella sanità e garantire quindi tutte quelle prestazioni che durante il Covid bisognava fare per la pandemia, e questo ci ha permesso quindi di uscirne e uscire ancora più forti. Quindi noi facciamo queste politiche di attenzione e devo dire, se vogliamo usare una parola anche di prudenza, perché la cosa pubblica deve essere amministrata come fosse la propria famiglia. Non si può pensare tanto degli altri, no, è nostra, di ognuno di noi. E quindi le misure che noi abbiamo fatto prevedono anche comunque un polmone finanziario in grado di intervenire in caso di necessità. Beh, intanto speriamo di aver raccontato tutto in una chiave più semplice e usufruibile da tutti quelli che ci ascoltano. Sì, non è semplicissimo raccontare poi magari cose che sono estremamente complesse in modo semplice, però mi auguro che sia comprensibile. Ecco. E chiudiamo allora con un augurio. Che cosa augura ai nostri ascoltatori che vivono qui in Friuli Venezia Giulia per il 2025? Che cosa augura invece a chi ci ascolta magari da oltre confine, dall'Austria, da vicina Slovenia? No, faccio un augurio generale, però faccio un augurio alla politica. Mi auguro che nel 2025 la politica torni ad essere qualcosa di serio, che lasci da parte la propaganda, perché altrimenti allontana i cittadini, perché la propaganda dà l'entusiasmo di un minuto, ma la delusione di tutto il resto, perché dopo si accorga che era solo propaganda. Si racconti la verità ai cittadini, le complessità ai cittadini, perché amministrare la cosa pubblica è complesso, le difficoltà che ci sono nel farlo, perché dobbiamo riportare quell'apporto di fiducia tra l'eletto ed elettore, perché se continuiamo a diminuire quel rapporto andiamo verso un impoverimento della nostra democrazia. E spero che la politica si possa mettere in discussione da questo punto di vista, lasciare da parte la propaganda, non vivere in campagna elettorale continua, ma raccontando, e sono convinto che poi nel lungo periodo, anche dal punto di vista elettorale, questa serietà premi. Magari parlargli come si fa con la radio agli ascoltatori. Esatto, ma con quella sincerità, dicendo anche le cose sono difficili, sono complesse, perché questa è la complessità, la semplificazione di ogni cosa non racconta la verità. Noi dobbiamo dire la verità anche dentro le complessità e le difficoltà. Credo che il suo messaggio per la politica del futuro sia condiviso anche da chi ci ascolta per poter ritrovare insomma quella vicinanza che un po' sta mancando in questo momento. Io ringrazio allora il governatore Federiga, le auguro un buon 2025, una buona fine, un buon inizio. Grazie mille a voi, buon Natale e un buon 2025 a voi e a tutti i vostri ascoltatori, grazie di cuore.